Quando e come si può chiedere la modifica delle condizioni di divorzio? Per modificare le condizioni di divorzio, come accade per la modifica delle condizioni di separazione, è necessario provare che siano emersi fatti nuovi, tali da imporre una modifica degli assetti precedentemente stabiliti dalle parti, in caso di divorzio consensuale, o dal giudice, in caso di divorzio giudiziale. Ad esempio, un ex coniuge potrebbe richiedere la modifica dell'assegno divorzile provando una modifica delle condizioni reddituali e patrimoniali proprie e o altrui. Spetta al giudice valutare se i fatti sopravvenuti e le nuove condizioni reddituali e patrimoniali delle parti impongano una revisione dei precedenti assetti patrimoniali. Di recente la Cassazione si è occupata di un caso in cui, dopo il divorzio, l'ex moglie, titolare di assegno divorzile, aveva ricevuto in eredità immobili e denaro. L'ex marito aveva contratto un nuovo matrimonio con conseguenti oneri familiari. Circostanze che dovevano essere valutate dal giudice di merito chiamato a decidere sulla domanda di revisione dell'assegno divorzile. Attenzione! Per la Cassazione non rappresenta un sufficiente motivo di revisione delle condizioni di divorzio il mutato orientamento giurisprudenziale in materia di assegno divorzile a cui abbiamo assistito negli ultimi anni e di cui abbiamo parlato in precedenti video, di cui vi lasciamo i link in descrizione. Come modificare le condizioni di divorzio? Quanto alla procedura, gli ex coniugi possono modificare le condizioni di divorzio con un accordo stragiudiziale o attraverso una procedura di negoziazione assistita con l'assistenza necessaria di un avvocato per ciascuna parte, oppure ricorrendo nei presupposti formalizzando l'accordo davanti al sindaco. In questo caso non è necessaria l'assistenza di avvocati. In alternativa, gli ex coniugi possono modificare di comune accordo le condizioni di divorzio depositando in tribunale un ricorso congiunto, con l'assistenza necessaria da almeno un avvocato, cioè anche unico per entrambi. In caso di disaccordo, cioè di conflitto tra loro, ciascun coniuge può chiedere al tribunale di verificare i presupposti di modifica delle precedenti condizioni di divorzio. Per lungo tempo agli ex coniugi è stato consentito di modificare di comune accordo le condizioni di divorzio attraverso una scrittura privata. Tuttavia, di recente la giurisprudenza ha adottato un orientamento più rigido, il che suggerisce di rivolgersi al tribunale per ottenere un provvedimento di modifica delle condizioni. Per tali ragioni è opportuno rivolgersi a un professionista per predisporre nuove condizioni di divorzio, sia in caso di modifica consensuale sia in caso di modifica giudiziale, tenendo conto in quest'ultimo caso delle chance di successo, per scegliere la procedura più idonea a tutelare gli interessi in gioco, anche nell'ottica del contenimento dei costi, e per prevenire futuri conflitti tra gli ex coniugi. Iscrivetevi al nostro canale, abbiamo un'intera sezione dedicata al diritto di famiglia. Per maggiori informazioni visitate il nostro sito e seguiteci sui social media.